Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Anche oggi sono fuori perché in realtà questa nebbiolina, questa foschia non mi spaventa. Siamo abituati noi polesani a vivere in queste situazioni quasi ovattate ed è quello che io racconto sempre ai miei ospiti, in particolare a quelle persone che, abituati magari a vivere in un luogo di mare, non conoscono l'atmosfera dei mesi invernali ed è quella che stiamo vivendo noi in questo periodo. In questo periodo poi, nell'atmosfera invernale, noi prepariamo anche i nostri menù, che sono proprio i menù dell'inverno a base di radicchio, di verze, di kiwi, di frutti cioè invernali. Infatti per questo fine settimana io sto preparando le classiche minestre in brodo, però anche voglio provare e voglio proporre degli involtini di verza ripieni al radicchio, come pure per i nostri amici vegetariani voglio proporre un tortino di patate. Assieme poi ai piatti più classici della nostra cucina, che sono le paste con il ragù di corte oppure le zuppe di verdure o la carne di pollame come l'anitra brasata abbinata alla polenta o ai dolci della stagione invernale. Se siete curiosi anche voi di assaggiare i nostri menù, anche le nostre proposte vegetariane, vi invito a contattarci, a prenotare il vostro tavolo o a prenotare il vostro pranzo da asporto, quindi da gustare nelle vostre case, e a continuare a seguirci attraverso il nostro sito o attraverso le nostre pagine social. Vi aspetto, ciao!